Buonasera, ben ritrovati da Milano Marittima, dal salotto al caminetto. Questa sera parleremo di economia, di sicurezza e di giustizia. Saluto subito i nostri ospiti. Di fianco a me c'è il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Jacopo Morrone, e poi abbiamo alla mia destra l'imprenditore Stefano Pucci e il direttore, managing director di Cittadini dell'Ordine, Andrea Fabbri. Poi ci spiegherà esattamente di cosa vi occupate, perché il nome Andrea l'avete cambiato da poco, se ricordo. Siete conosciuti più come Ronda o come servizio di sicurezza. Onorevole, è iniziato un lavoro di governo da poco, fra l'altro l'Emilia Romagna è rappresentata solo da 2 persone, una ce l'abbiamo qui questa sera. L'altra fra l'altro è Lucia Borgonzoni, quindi sottosegretario, esatto, della Lega bolognese. Esatto. Sì, è un impegno non indifferente, nel senso che è una grande opportunità per la Romagna. Io penso sia stato un premio dato appunto alla Romagna e al lavoro di tanti anni di una squadra forte che è su questo territorio e che ha fatto un ottimo risultato per quanto riguarda le elezioni politiche, che si candida a governare tanti comuni già il prossimo anno che andranno al voto nel nostro territorio. Ma siete sempre in campagna elettorale? Noi pensiamo al governo adesso, no? Il governo partono già le prime iniziative, quindi mi auguro che quando andrà in onda questa puntata ci saranno già i primi risultati concreti. Adesso stiamo occupando del decreto Bari, ci occuperemo della inapplicabilità del giudizio abbreviato per chi ha commesso determinate violenze particolarmente afferrate, la legittima difesa, che io vorrei fare una battaglia su questo tema, quindi potersi difendere in casa propria, ecco, che non vuol dire armarsi, che non vuol dire diventare un Far West, ma vuol dire semplicemente difendersi a casa propria quando ci viene violati di quella che è la propria libertà anche nella propria casa, nella propria abitazione. Quindi sono tante iniziative per quelle che riguardano il mio dicastero, il mio ministero, ce ne sono poi tante altre che riguardano gli altri colleghi, quindi il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nonché il nostro segretario federale, che già ha ottenuto grandi risultati, penso sia sotto gli occhi di tutti, quindi quella di bloccare gli sbarchi. Ci sono tanta carne al fuoco, sicuramente è una grande opportunità che abbiamo come Lega, non vogliamo lasciarcela scappare, ci metteremo in impegno massimo per poter governare e per poter passare dalle parole ai fatti, quindi è quello che ci chiede la gente tutti i giorni. Ha già detto qualcosa, chiedo di passare il microfono ad Andrea Fabbri sulla sicurezza, la sicurezza personale. Intanto identifichiamo chi sono i cittadini dell'ordine, Andrea. Sì, Cittadini dell'Ordine per la Romagna forse è un nome nuovo, perché comunque ci chiamiamo Cittadini dell'Ordine in Romagna dal 2015, ma in verità è un nome che viene da lontano, perché rappresenta un po' la vigilanza privata in Italia e in Europa dal 1870 ed è insomma un piccolo fiore all'occhiello, perché è il primo istituto di vigilanza privata, la prima forma di vigilanza privata in Europa nasce a Padova nel 1870 e poi in verità sul territorio arriviamo solo nel 2015, ma in verità riuniamo tutte quelle realtà che erano già presenti sul territorio storicamente da oltre 45 anni, come Ronda Faentina, IVR, Civis Augustus, il Rubicone, giusto per citarne qualcuna, che facevano parte del gruppo Cittadini dell'Ordine, ma avevano prima una propria identità a parte, poi nella riorganizzazione, nella necessità comunque di aggregarsi, di essere più grandi senza perdere la specificità del territorio, si è riunito tutto sotto il nome e il gruppo Cittadini dell'Ordine. Però diciamo che sul locale la storia è sempre quella, ecco. Vigilanza privata. Allora, l'onorevole ci ha già dato qualche novità per quello che riguarda la sicurezza personale e la legittima difesa. Potrebbe essere un bene per voi? Ma allora sicuramente secondo noi è importante cercare di dare maggiore sicurezza al cittadino, maggiore sicurezza secondo me intesa più come serenità, cioè nel senso che comunque, per quanto almeno vivo io la Romagna, viviamo in un territorio in cui i problemi sicuramente ci sono, ma in cui comunque anche i dati lo dicono, comunque lo stato di sicurezza c'è e non ci sono problemi che sono aumentati, i numeri lo dicono, vedono anche nella nostra piccola esperienza noi abbiamo oltre 12.000 abbonati e se vedo gli interventi e i furti gestiti negli ultimi 3-4 anni come sono variati, devo dire che non ci sono stati degli aumenti, però sicuramente secondo me è importante cercare di arrivare a una maggiore sicurezza intesa come sicurezza partecipata fra privato, pubblico e sicuramente anche il cittadino. Io non so se c'è bisogno sicuramente di dare qualcosa in più al cittadino, ma secondo me sfruttare maggiormente, come avviene in altri paesi europei, il rapporto fra pubblico e privato sarebbe secondo me importante, perché comunque io vedo l'esperienza dei cittadini dell'ordine. Noi sul territorio comunque in Romagna la notte abbiamo oltre 65 pattuglie, quindi possiamo fornire un servizio anche
al pubblico, anche a collaborare con le forze dell'ordine. Ecco, su questo in Italia secondo me si può fare ancora molto rispetto agli altri paesi europei, e potremmo essere proprio quella via di mezzo fra comunque il non dare troppa responsabilità al cittadino e lasciare comunque che sia il pubblico a gestire ovviamente il territorio, a presidiare il territorio. Adesso sentiremo l'onorevole su questo tema, però prima volevo portare in causa anche Stefano Pucci, col quale fra l'altro abbiamo fatto una trasmissione, lo ricordavo adesso, 4 anni fa qui con l'allora ministro del lavoro Poletti, Giuliano Poletti. Oggi c'è il sottosegretario, è un'occasione per l'imprenditore per lamentarsi un pochettino, no? No, io di solito non mi lamento mai. No. Mi ricordo che in quella puntata venne fuori un po' la burocrazia, le problematiche del costo del lavoro, qui dobbiamo tirare fuori qualcosa sulla giustizia, sulla sicurezza. Beh, sicuramente, sul costo del lavoro ci si lamenta sempre comunque. Sulla giustizia in effetti per gli imprenditori è un problema, soprattutto un problema sono i tempi della giustizia. Cioè non a caso ci troviamo sempre con delle cause in corso, perché per arrivare fino all'appello ci vogliono dai 10 ai 15 anni ormai, quindi chiaramente questo sicuramente non è un incentivo per chi deve venire a investire in Italia. Pensiamo a un'azienda straniera, no? Cerchiamo sempre gli stranieri che vengano in Italia a investire. Quando uno si trova una causa dove non ha la sicurezza di riuscire a portare a casa quello che gli è dovuto per 10-15 anni, poi magari l'azienda con cui è a causa nel frattempo sparisce, è chiaro che questo poi ti frena, no? Specialmente quando vieni dai sistemi tipo anglosassoni, dove nel giro di qualche mese, 6 mesi, un anno, la cosa la risolvi. Quindi è chiaro che non è la colpa di questo governo, perché se l'avesse risolto sarebbe un miracolo, però sicuramente è un male che ci portiamo da tanti anni e comunque qualcosa bisognerebbe fare. Abbiamo già 2 temi, onorevole, quindi. Il primo, una maggiore collaborazione fra pubblico e privato, e il secondo, questo nei tempi della giustizia. Forse io ogni tanto scherzo, ma neanche tanto, la prima riforma di cui avrebbe bisogno questo Paese è la riforma sul settore della giustizia. Beh, sicuramente per trattare il primo tema, sicuramente pubblico-privato, sono d'accordissimo, anche pubblico-privato e volontariato. Secondo me in materia di sicurezza possono collaborare e ottenere ottimi risultati. Io sono uno di quelli che pensa, io non ho il porto d'armi, non sono armato e intendo non armarmi mai, perché penso sia un qualcosa che compete alle forze dell'ordine. Quindi se mai un giorno dovessi chiedere il porto d'armi, per me è una sconfitta, perché io penso che pagando comunque tasse, imposte, essendo una società civile, ci sia chi è preposto a dover difendermi, quindi per me è una sconfitta, e quindi vedo di buon grado quello che è la sicurezza privata e la sicurezza pubblica, e penso si possa fare un buon lavoro. E ricordiamo che è una delle principali, soprattutto che va a colpire le categorie più deboli, gli anziani, i bambini, le donne, le case sparse, quindi in bocca al lupo, buon lavoro, e mi auguro che ci sia con questo governo una sorta di collaborazione per poter creare un progetto, anche perché ne andremo a beneficiare tutti quanti, a prescindere dal colore politico che rappresentiamo. E ho in mente le immagini di Rimini della scorsa settimana, dove una signora all'interno di un'oreficeria ha tirato lo sgabello a un delinquente, a una rapina a mano armata, che gli ha puntato la pistola contro. Il marito ha sparato in alto e fortunatamente il bandito è scappato, senza che ci sia stata una colluttazione, senza che ci siano stati danni. Poteva accadere qualcosa di più. Ecco, questo non deve accadere, e neanche possiamo capire se la pallottola sparata in alto, obliquo, orizzontale, è la legittima difesa o non legittima difesa. Bravissimo il marito, fortunatissima la moglie che non è accaduto nulla, però ecco, difendersi alle 6 e alle 7 del pomeriggio penso siano cose che una volta non accadevano, adesso purtroppo in certi casi accadono, vorremmo tutti quanti che non accadessero più. Per quanto riguarda il tema della giustizia, io sono d'accordissimo, vanno ristretti i tempi, e parlare di riforma della giustizia a 38 giorni, 40 giorni dall'insediamento è abbastanza complesso, anche Ma siete stati lenti a insediarvi, però, diciamole queste cose. Beh, ci è voluto un po' per coordinarsi, poi abbiamo fatto un lavoro inverso, io lo chiamo in questo modo qua. Prima si parlavano dei mesi per capire chi andava a ricoprire quale ruolo, adesso ci è lavorato 3 mesi per fare un programma, e poi si sono andati a ricoprire i ruoli, e quindi abbiamo un programma che andrà rispettato, che è quello Lega 5 Stelle, che mi auguro che possa procedere, che
comprende una vera e propria rivoluzione all'interno della giustizia, che non si farà schioccando le dita, non è una cosa banale, la giustizia è una cosa seria. Io fra l'altro sono un uomo di giustizia perché faccio l'avvocato e quindi conosco tanti problemi. Vorrei portare dalla mia giovane età la politica dei piccoli passi, perché parlare delle grandi riforme spesso ci si è impantanati nel passato. Parlando con le piccole rivoluzioni è quella anche di accorciare i tempi, di eliminare le fila, di far sì che non si trovino alle 9 di mattina 100 avvocati aspettando una causa che poi magari discutono solo all'1 o alle 2 del pomeriggio. Ci sono delle piccole cose che vanno fatte, il processo civile andrà rivisto, anche il processo fallimentare, capire bene effettivamente quali possono essere le modifiche. Ecco, c'è uno staff di esperti, noi potremo dare il nostro contributo. Io sotto alcuni aspetti, non naturalmente a 180 gradi, ho la fortuna di aver avuto un'esperienza in prima persona avendo collaborato fra l'altro con tante imprese anche del territorio, quindi so quali sono i problemi. Il problema veritiero che ha detto prima l'imprenditore è che qualsiasi imprenditore quando si mette in causa perde fatturato, perde un'opportunità di lavoro perché sostanzialmente si deve concentrare sul lavoro che non è il suo e perde la concentrazione in quello che è il suo lavoro, che magari è vendere, proporre l'azienda. Quindi sicuramente ci vorrà una giustizia più veloce, più concreta, più breve e che faccia perdere meno tempo all'imprenditore, magari anche sfruttando la conciliazione, perché diciamo la verità, ci sono tante cause che sono fatte di principio per principio, dove effettivamente magari per poche migliaia di euro non ci si mette d'accordo. Probabilmente con anche un processo di conciliazione, con un intervento dei giudici addirittura a derimere prima che si vada a sentenza, comunque a dare alcuni consigli su quello che è la pratica, che sono alcuni poi modelli europei, ci si può lavorare, ci si può studiare. Naturalmente a 38 giorni non mi ci si può chiedere, anche perché qualsiasi mia iniziativa, mia idea va condivisa col mio ministro Bonafede e con quello che è lo staff del ministero. Il cognome che hanno scelto per il ministro è giusto, no? Con la battuta, è in buona fede. Pucci è soddisfatto di questo intervento? Sì, è chiaro, come dicevo prima, non è che ci si possa aspettare che in un mese si risolvano dei problemi che ci sono da anni. È chiaro che io parlo chiaramente delle cause civili, che se vogliamo sono le meno gravi, perché immagino sul penale sia una cosa molto più importante, però è chiaro che l'economia si basa su quello. E spesso, adesso io sono nel settore alimentare, uno dei problemi che ho trovato è anche la competenza del giudice, che per quanto sia competente di legge magari non lo è della legislazione alimentare, quindi spesso mi sono trovato con delle cause magari non gestite nella maniera ottimale perché manca appunto la conoscenza della legislazione alimentare, no? Quindi magari servirsi di esperti a volte sarebbe utile. Questo è un piccolo è vero. suggerimento. Noi vorremmo anche migliorare quella che è la specializzazione di alcuni tribunali, quello sicuramente, perché è un servizio maggiore che si danno ai cittadini che si trovano in un determinato momento della loro vita che hanno necessità di un tribunale, quindi è un momento anche difficile. Dare un servizio positivo aiuta anche a migliorare la vita. E quello che vorremmo fare noi però è non dimenticare, non tralasciare quello che è il servizio del tribunale, quindi sicuramente non andare a togliere quelle che sono le sezioni del fallimentare o sezioni civili. Addirittura io personalmente, questo proprio a titolo personale, sto studiando quello che può essere anche uno sportello del cittadino dato in determinati luoghi, di modo che parte di quella che può essere la burocrazia legata attorno al tribunale, che magari non necessita neanche dell'impegno di un vero e proprio giudice togato, possa essere districata già più vicino a quello che è l'imprenditore, più vicino a quello che è il singolo cittadino. Quindi anche in dei luoghi si parla di videoconferenza, si parla anche di un'informatizzazione del processo civile che è necessaria. È un vero e proprio cambio di civiltà. L'informatizzazione del processo civile evita tante lunghe fila. Quanto tempo vi date per riuscire a realizzare qualcosa? 6 mesi, 1 anno, 2 anni, tutta la legislatura? No, nel più breve tempo possibile. Se io devo in questo caso fare i complimenti a quello che è il mio ministro Bonafede, che il giorno dopo eletto ha preso la macchina e è andato al tribunale di Bari, che stava svolgendo attività sotto le tendopoli, per capire, per rendersi conto della situazione, e da domani riusciremo già a risolvere questo problema con un decreto legge, quindi a portarlo avanti abbastanza velocemente. Ecco, non si riuscirà a fare così rapidamente in quelle che sono delle riforme storiche, però la politica dei piccoli passi vuol dire portare subito dei piccoli accorgimenti che possano già modificare e migliorare la situazione, un po' come nel processo produttivo, che non so che imprenditore abbia, magari migliorando ha già un guadagno e già un margine. Oggi si parla di industria 4.0 appunto, e bisognerebbe poi riuscire a applicare a tutto il mondo
questo tipo di tecnologie, cioè giustamente le industrie hanno bisogno di migliorarsi per produrre in modo sempre più efficace e quindi bisogna rivolgersi alla tecnologia, quindi mi auspico che anche nella pubblica amministrazione e appunto nella magistratura e quant'altro si inizia a guardare in questa direzione perché può aiutare tanto. Comunque l'informatizzazione, le PEC hanno già migliorato tantissimo anche quelli che sono i costi della giustizia, perché una PEC naturalmente non ha un costo di una raccomandata mandata per posta, quindi è tutto più rapido, più veloce e dovremmo naturalmente migliorarlo. Torniamo ad Andrea Fabbri perché volevo cercare di capire come sta andando l'economia. Allora le camere di commercio, le associazioni di categoria mandano i loro dati, l'Istat, eccetera. Però in realtà si capisce anche da alcuni settori, perché se le aziende chiedono la vigilanza vuol dire che hanno del prodotto all'interno, quindi se aumenta una richiesta come questa secondo me vuol dire che l'economia va. Come state andando voi? Beh, l'economia almeno in Romagna sicuramente comunque va, sicuramente i problemi ci sono, i limiti, la crisi c'è stata, c'è e comunque però insomma noi comunque viviamo aziende che ci chiedono servizi, viviamo purtroppo combattendo contro i furti in aziende importanti, di merci importanti e quindi comunque respiriamo comunque un'economia che comunque va, o quantomeno aziende che vanno molto bene, purtroppo aziende ancora che comunque pian piano purtroppo falliscono, perché comunque dall'altra parte viviamo anche, devo dire, un po' di stillicidio ancora, di disdette, fra virgolette, dovute a fallimenti o a chiusure, ecco. Forse più nel piccolo che nel medio-grande, ecco. Poi è chiaro che, se posso permettermi, diceva prima il sottosegretario, ecco, la giustizia sicuramente e la riforma di alcuni aspetti aiuterebbe anche la sicurezza, aiuterebbe oltre che l'economia, che è scontato, ma anche comunque proprio la sicurezza, perché comunque già darebbe sicuramente più spirito sia alle forze dell'ordine che alle stesse guardie che comunque lavorano e quindi sanno comunque di vivere in un contesto in cui comunque se fanno qualcosa di buono per la sicurezza poi non vengono non rischiano di venire poi accusati, perché come diceva prima appunto la pallottola bisogna capire se è stata, quando è stata sparata, in che contesto, e così anche per le forze dell'ordine, e anche quando si interviene, si arresta qualcuno o si contribuisce perché le forze dell'ordine arrestino qualcuno, poi sapere che comunque c'è una certezza, questo da comunque può sembrare una banalità, certezza ma della pena, comunque un bel problema quello. Ma un'altra curiosità, Fabbri, la notte quando avete le vostre 70 pattuglie quasi, no? Quante pattuglie invece delle forze dell'ordine ci sono fuori, da città a città? Dopo dipende da città a città, è chiaro che comunque sì, anche perché siete più voi che polizia e quello carabinieri. Sicuramente, è chiaro che noi ce lo possiamo permettere perché fortunatamente abbiamo tanti abbonati e tanti clienti che ci chiedono il servizio. È anche giusto secondo me che comunque le forze dell'ordine siano impegnate anche in controlli più delicati come i controlli stradali, come comunque la sicurezza stradale. Poi è chiaro che dipende da comune a comune, ma è chiaro che anche le forze sono quelle che sono, ecco, quindi per quello che dico, il poter contribuire anche come occhi sulla città con una relazione maggiore con le forze dell'ordine, un coordinamento che non sia solo sulla carta, potrebbe essere un aspetto innovativo. Capisco che è difficile da creare perché anche per noi è difficile, perché comunque noi siamo sulla strada, perché comunque diamo un servizio a chi ci paga un abbonamento, quindi come trasformare questo in un servizio anche più di utilità pubblica non è scontato, però ci sono delle esperienze positive, secondo me anche qualche spirale negli ultimi anni si era visto anche insomma con alcune circolari Gabrielli, insomma forse credendoci un po' e lavorandoci si può studiare qualcosa anche di innovativo rispetto all'Europa, ecco, un po' di coraggio insomma. Onorevole, qui siamo entrati anche in temi caldi e più di competenza del Ministero dell'Interno, no? Però la sicurezza è strettamente collegata alla giustizia, vanno di pari passo e poi vanno di pari passo anche con l'economia. Tenere settori distinti non fa bene, secondo me. No, ci vuole collaborazione, ma questa ci sarà. Io sono in costante contatto con quello che è il Ministro dell'Interno, con Matteo Salvini, con i sottosegretari Molteni Candiani, con il capo di gabinetto, con alcuni prefetti, quindi sicuramente fare squadra, che è stato un po' quello che è stato il nostro slogan, si rivede in questi primi giorni di governo. Noi anche solo all'interno come Lega facciamo delle riunioni periodiche con tutti gli altri ministeri per coordinarci e per vedere il lavoro che ognuno di noi sta facendo, un attimo per coordinarsi, per non perdersi. Ecco, il nostro vantaggio è che siamo una squadra
squadra forte, ecco. Quindi questo penso possa ottenere governate voi, non lo diciamo ai 5 Stelle, ma state governando voi il paese. No, ma devo dire, se devo essere sincero, io ho trovato grande collaborazione con quello che è il sottosegretario Ferraresi, con quello che è il ministro Bonafede, anzi c'è una grande collaborazione, forse anche più di quanto si potesse pensare all'inizio di questo percorso, quindi ciò mi fa solo ben sperare e mi fa solo essere propositivo. Poi io sono un entusiasta per natura, sono proprio ottimista per natura, quindi però dico la verità, se le cose vanno come sono partite, quindi vedo che i primi risultati dopo 38 giorni li abbiamo già ottenuti, penso questo ci possa portare a avere nel breve periodo, ecco, non nel lungo periodo, perché tutti gli altri governi hanno parlato sempre nel lungo periodo, ecco, io vorrei parlare nel breve periodo, anche perché abbiamo scadenze elettorali importanti, le regionali in Emilia Romagna. Allora siamo di nuovo in campagna elettorale. Ma sa, noi non quelle sono mai. Nel 19 le elezioni, nel 19 ci sono ancora 6 mesi. Ma bisogna sempre essere pronti. Io a una trasmissione ho detto che c'è talmente tanto lavoro da fare che probabilmente non faremo neanche le vacanze. Adesso lei mi dipinge qui in una compagine di Milano Marittima del Caminetto, che è bellissima, poi la mia terra, la nostra terra di Romagna, quindi, però effettivamente c'è veramente tanto lavoro da fare. Ci siamo trovati dei ministeri spesso e volentieri bloccati. Ministeri dove effettivamente... Ma bloccati perché c'è anche la burocrazia in questi ministeri. Bloccati perché c'è la burocrazia, bloccati perché ci sono stati 5 anni di governi che si sono succeduti senza una guida, senza un punto d'arrivo, dove si governava per governare, quindi non è campagna elettorale, questa è la realtà delle cose. Se parliamo del Ministero dell'Agricoltura, visto che abbiamo... ci potrà dire quanti provvedimenti erano fermi al Ministero dell'Agricoltura? Erano fermi al Ministero dell'Agricoltura. Sì, ma ce ne sono tanti fermi ancora, però. Però se metà delle promesse che hanno fatto le portano a termine nel breve, credo che sono l'Italia sono impegni, non promesse. Non promesse. Va bene, aspetteremo, no? È la miglior campagna elettorale, fare quello che si è promesso è la miglior campagna elettorale di ogni partito, penso. Sì, anche Fabri, anche la metà, no, di quello che hanno detto finora andrebbe bene al paese. No, sicuramente, insomma, come diceva prima Pucci, sicuramente il fare le cose è la migliore campagna elettorale. Poi è chiaro che io penso che comunque negli ultimi anni qualcosa, almeno io venuto dal punto di vista di un'azienda di servizi, comunque alcune cose si erano un po' slegate, piccole cose che già, ecco, l'importante è non tornare indietro, anche verso il lavoro, insomma, perché comunque secondo me dobbiamo partire dal presupposto che un imprenditore o comunque un manager comunque i lavoratori li vuole valorizzare, quindi a nessuno conviene lasciare a casa un lavoratore che non lavora bene, quindi se un imprenditore, un manager, insomma, dico al 90% delle volte se lascia a casa qualcuno è perché comunque o non ne ha bisogno o perché comunque ha dei limiti, ecco. Poi c'è anche la cattiva fede o il mobbing, però ecco, quella dovrebbe essere l'eccezione, non cerchiamo di fare le leggi sulle eccezioni, ecco, insomma, cerchiamo di favorire. Ripartiamo dopo la pubblicità, tra pochissimo ripartiamo con Andrea Fabbri, perché prima ha citato 2 volte l'Europa. Possiamo far meglio, però voglio capire se siamo più indietro o siamo a pari dell'Europa. Ne parliamo tra pochissimo. E torniamo nello splendido salotto del Caminetto di Milano Marittima, ripartiamo con i nostri ospiti, abbiamo il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, Stefano Pucci e Andrea Fabbri. Ripartiamo proprio dal managing director di Cittadini dell'Ordine che ci ha parlato di sicurezza, del suo settore vigilanza. Volevo capire, rispetto all'Europa, visto che prima è stata citata un paio di volte, siamo più indietro nella vigilanza, siamo pari, dove possiamo migliorare per creare quello che è la sicurezza del cittadino, la sensazione almeno di sicurezza? Allora, sicuramente in Europa siamo un po' un'eccezione, un po' per vari motivi. Adesso io ho conosciuto fra l'altro la sicurezza proprio prima fuori dall'Italia, in Europa. Noi siamo l'unica azienda di sistemi, cioè di servizi di vigilanza che comunque ha filiali un po' in tutta Europa. Comunque abbiamo delle forti presenze in Polonia, Romania, già storicamente, insomma in Polonia siamo una delle aziende maggiori con oltre 1200 dipendenti ad esempio, e quindi comunque ho potuto vedere anche in Belgio comunque le differenze. Io penso che la differenza importante, ed è quello un po' che mi piaceva dire al sottosegretario rispetto a prima, non è tanto l'arma o meno, perché ad esempio noi siamo uno dei paesi con le maggiori guardie giurate armate. Negli altri paesi è molto più difficile vedere una guardia armata, però c'è molta più cultura dell'utilizzo della, diciamo, chiamiamola guardia portiere privata per eventi o per diciamo attività, diciamo non
importanti, insomma, lasciando così le forze dell'ordine concentrate più su altri aspetti. Su questo, secondo me, rispetto all'Europa possiamo fare di più. L'altro aspetto su cui siamo molto diversi è comunque, vabbè, non dico nulla di nuovo, la burocrazia. Oggi io per assumere una guardia giurata, dal momento in cui l'ho identificata a quando la posso assumere, passano minimo 3 mesi, perché c'è tutta una serie di passaggi in cui le prefetture lavorano molto, di controllo e tutto, e quindi da un lato positivo, perché comunque è anche una barriera all'entrata. Infatti siamo l'unico paese in Europa in cui non sono presenti grandi gruppi di vigilanza europei e stranieri, proprio per questa complessità. Peccato che poi a questa complessità non corrisponda, secondo me, un'adeguata valorizzazione, sia dal punto di vista anche del pubblico, perché comunque oggi lo stesso pubblico comunque appalta servizi chiaramente sotto costo rispetto al contratto nazionale, quindi una valorizzazione sia in termini di utilizzo e di rapporto col pubblico, sia proprio anche di valorizzazione del tipo anche dello stipendio e del contratto nazionale, ecco, insomma. Diamo, prima di dare il microfono a Jacopo Morrone, un altro input da Stefano Pucci, perché anche nel settore agroalimentare i controlli italiani sono rigidi, però questo non porta bene, perché poi si importa la merce dall'estero che è stata, diciamo, confezionata in maniera un po' più leggera, è vero? Ma non sempre, non è vero, nel senso che sì, è vero che in Italia, diciamo che in una parte d'Italia i controlli sono molto rigidi, ma questo per noi è un bene, cioè giustamente se i controlli sono fatti bene sul prodotto alimentare, ben venga, perché vuol dire dare prodotto sano e soprattutto fare selezione di qualità. Il discorso delle materie prime dall'estero, diciamo, è un po' una cosa che è stata più costruita, nel senso che è chiaro che uno compra la qualità che va a cercare, quindi è chiaro che se vuoi un prodotto valido lo trovi, se vuoi un prodotto da poco prezzo lo trovi. L'importante poi è che chi lo compra e chi fa i controlli esegue gli stessi controlli che si fanno sul prodotto italiano. No, non è che in Italia nascono prodotti fantastici e all'estero fanno tutto schifo, c'è anche all'estero ha prodotti di eccellenza. È chiaro che bisogna fare i controlli alla dogana, e bisogna che chi poi ci mette la faccia col proprio marchio faccia le dovute scelte, no? Perché appunto l'immagine è la propria. Quindi Giustizia anche da questo punto di vista, no? Sì, io per quanto riguarda l'agroalimentare infatti sono d'accordissimo, l'importante è che gli stessi protocolli o comunque le stesse norme che vanno a legiferare quello che è la produzione dei prodotti italiani, e quindi se vogliamo sono anche un costo per gli imprenditori italiani, siano rispettate poi anche nei paesi comunitari e extracomunitari, nel senso che mi risulta che ci siano ancora, io ho già attenzionato il ministro Centinaio su questo, che ci siano prodotti che arrivano in Italia non per forza via mare ma anche via terra, che non hanno seguito i protocolli dei prodotti italiani. Questo è un minimo di concorrenza sleale, sono cose che vanno un attimo sistemate, vanno aggiustate. Sicuramente la garanzia che ci sia un controllo dei porti e delle materie prime è la garanzia che diamo ai nostri figli, alle nostre famiglie, di prodotti sani, e condivido pienamente, come dice, però, che ci sono eccellenze che arrivano comunque dai paesi esteri, come noi abbiamo le nostre eccellenze che esportiamo all'esterno, quindi questo sicuramente. Poi per quanto riguarda il discorso comunque della giustizia in ogni settore, la giustizia che può collaborare dal Ministero dell'Agricoltura al Ministero dell'Interno, questo sicuramente, perché quando c'è più giustizia naturalmente in teoria c'è più imparzialità e c'è sicuramente un vantaggio per tutti quanti. Quindi E possiamo velocizzare anche la scelta di una persona da assumere come vigilantes? sì, questa è la burocrazia, il taglio delle leggi, il taglio delle norme, questo è un qualcosa che Calderoli aveva fatto un falò in qualche governo di qualche anno fa, però non è bastato. Non è bastato perché purtroppo ci sono leggi e leggine che vanno sempre ad incrementare. Una volta un giurista diceva che anche si poteva riformare tutta la giustizia facendo dei testi unici. Ecco, questo non so se sia possibile o meno. Comunque quello di ridurre, rendere più semplice anche a chi poi deve usufruire delle norme la comprensione, perché magari sono tante norme che neanche un avvocato conosce, questo sicuramente sarà un compito, diminuire quella che è la burocrazia, diminuire quello che è i tempi d'attesa. Ecco, come dico, è necessario sicuramente tanto tempo,
è importante che ogni ministro, ogni ministero, ogni persona che in questo caso è il governo porti a casa subito dei risultati per far vedere comunque che è cambiata la situazione. Io penso comunque, prima si parlava anche di Ministero dell'Interno, che i primi risultati siano già sotto gli occhi di tutti, e una cosa personale che a me fa particolarmente piacere è quando vedo che vengano confiscati anche i beni alle mafie, vengono riutilizzati questi soldi magari da investire, per investirli in sicurezza, per investirli in scopi anche benefici. Comunque è un qualcosa che fa piacere. Poi magari noi... Questo avveniva anche prima, però. Beh, comunque c'è una lotta alla mafia. Anzi, da quello parte che forse quello che ha fatto più confische è sempre un vostro ministro, è stato il ministro Maroni. Ecco. Certamente, almeno dai numeri. Ma io la cosa che infatti che volevo precisare è che non è che il governo nuovo andrà a distruggere quello che ha fatto il governo precedente. Questo penso sia una mentalità arcaica, vecchia, da dimenticare. Penso che vada visto anche le leggi deleghe che ci sono sostanzialmente arrivate, verificare quali sono le cose da aggiustare, da migliorare. Ad esempio ci sono leggi deleghe che riguardano la legge fallimentare, che riguarda il processo civile, queste andranno perfezionate, migliorate, però sicuramente incentivate. Ecco, sì, non è che si vuole per forza di cosa cancellare quello che hanno fatto governi precedenti o quello di buono che hanno fatto, anzi, se ci sono studi o contributi positivi penso ci voglia l'apertura mentale e politica di dire benissimo, partiamo da quelle cose. Poi se ci sono cose che non hanno funzionato, quelle andranno riviste. Ecco, questo penso sia il ragionamento di buon senso, non di buona fede, ma di buon senso. Volevo capire da Stefano Pucci se un governo stabile fa bene all'economia, se questo sarà stabile 2, 3 o 30 anni lo vedremo. L'economia può veramente ripartire, l'economia italiana? Basta un governo stabile o serve anche qualcos'altro? Diciamo che una stabilità aiuta i mercati finanziari, ma soprattutto poi aiuta anche il fatto che ci siano determinate leggi che vanno in una certa direzione, non che un giorno vengono fatte e il giorno dopo vengono cambiate. E questo, diciamo, è uno dei principali problemi che abbiamo. Solitamente il cambiare legislazione ogni 6 mesi, ogni anno, è chiaro che poi comporta dei notevoli sforzi per tutte le aziende e anche dei costi. Cioè, nel mio caso, per esempio, è chiaro, la legislazione alimentare in questi anni ha fatto degli avanti e indietro su denominazioni che vanno scritte in etichetta, quindi noi ogni 6 mesi dobbiamo cambiare tutte quante le etichette, ristamparle, perché ha fatto lo Stato italiano o ci sono stati degli input dall'Europa? No, ha fatto lo Stato italiano andando oltre la legge europea, che tra l'altro in questo momento c'è anche la legge europea, l'Europa l'ha contestata, l'Italia comunque ha continuato a mantenere la propria idea. Ecco, un'uniformità anche con l'Europa sarebbe meglio, perché non ha senso fare leggi che vadano in contrasto con quelle europee, anche perché oggi, come dicevamo in un'altra occasione, ormai l'Europa non è più export, no? L'Europa ormai è quasi mercato interno, quindi avere leggi diverse sugli stessi mercati veramente è un problema grosso, anche perché non possiamo essere esperti di tutte le leggi particolari che vengono fatte, quindi a volte si mette sul mercato un prodotto inconsapevolmente che può non essere in regola con la legge di quel paese lì. Se una legge europea unica con diciamo la voglia di attenersi solo a questa legge sicuramente aiuterebbe. Onorevole, prima gli italiani, prima gli europei, prima cosa facciamo? Beh, io sarà perché sono romagnolo, prima i romagnoli. No, a parte la battuta, beh, è ovvio che prima gli italiani, quindi sicuramente agevolare quello che è il popolo italiano, agevolare gli italiani, questo sicuramente, noi siamo lì per questo motivo qua, quindi e cercheremo di farlo nei modi possibili. Ecco, sicuramente non possiamo permetterci di spendere 5 miliardi all'anno per una costante accoglienza. Fra l'altro di pochi giorni fa lo spostamento di 42 milioni di euro dall'accoglienza a quello che sono i rimpatri, quindi non è che possiamo continuare su quella che è stata la politica dell'immigrazione e dell'accoglienza, io dico anche pietosa, da parte dei governi di sinistra che hanno governato fino ad oggi. Ecco, va fatto un cambio la campagna elettorale. No, però è la realtà, è la situazione in cui ci troviamo, quindi sono stati bloccati gli sbarchi, ricordo Aquarius che è stata trasferita su quello che può essere Valencia, ricordo il Premier Conte che è andato in Europa e ha messo i puntini su lì a quello che è un problema immigrazione, che fino all'altro giorno ci hanno descritto essere una risorsa, invece noi abbiamo identificato
certificato che è un problema, e quindi è un problema non solo italiano, è un problema europeo. Poi ci sono persone che anche in questo momento qui stanno a vitto e alloggio a gratis sulle nostre spalle. Se permette, io preferisco investire i soldi che vengono dalle mie tasse e dai miei imposti per rilanciare le imprese, le piccole imprese, la vigilanza, la sicurezza, tutte quelle che sono le politiche del territorio. Ma come si può dialogare allora con questa Europa? Perché fare troppe forzature c'è il rischio che l'Europa poi attui altre politiche, metta in difficoltà l'Italia in altre maniere. Beh, io ricordo pochi anni fa ciò che diceva l'Europa e particolari primi ministri dell'Europa era qualcosa di intoccabile, di assolutamente incontestabile. Penso che invece negli ultimi mesi, negli ultimi anni sia cambiata un po' quella che è la prospettiva, quindi sicuramente quello di mettere i puntini sulle i su quelli che sono determinati problemi e coinvolgere questi primi ministri che si sentivano un po' i primi ministri dell'Europa e magari neanche ci consideravano, farsi vedere che invece c'è l'Italia, che è una nazione forte, che è un popolo di italiani che può dire la propria, io penso sia già un gran risultato. Poi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi vedremo quelle che saranno le politiche, già quello di puntare l'attenzione, anche perché poi ci sono dei paesi che ci hanno fatto la morale e poi non hanno rispettato, non hanno fatto nulla di quello che avevano promesso. Uno di tutti la Francia, che ci parla di accoglienza e poi su 10.000 immigrati che doveva accogliere ne ha accolti solo 640. Ecco, poi ci sono persone, ci sono paesi, primi ministri che ci vogliono fare a noi il rimprovero, che poi non hanno fatto nulla di quello che si dicevano. Quindi ecco, ci sono, secondo il mio punto di vista, diverse cose da evidenziare, da sottolineare, quindi questa è una di quelle. Vorrei dedicare questi ultimi 10 minuti scarsi di trasmissione anche a guardare le tante riforme e tante idee che avete in campo, sentendo gli imprenditori che sono qui oggi, che rappresentano due aziende molto importanti e molto grandi, per capire cosa effettivamente ha bisogno il nostro paese. Lo chiedo prima ad Andrea Fabbri, andando anche fuori dalle rispettive competenze, l'agroalimentare e la vigilanza. Ma guarda, secondo me il sottosegretario prima ha parlato molto chiaramente di burocrazia, di quello sicuramente è un aspetto fondamentale, ma forse sarà retorica, ma comunque penso che anche per chi viene dall'estero a investire comunque rimane comunque uno dei problemi maggiori, o quantomeno io lo vedo, appunto, facevo prima l'esempio per l'assumere una guardia giurata, non è tanto la burocrazia in sé, perché comunque se serve a tutelare, a migliorare, a comunque a fare ad avere dei percorsi più certi, ben venga. Il problema è se poi a tutto quel lavoro non corrisponde poi una valorizzazione, come se tu mi allenassi per fare 1500 metri e poi dopo non mi iscrivi alla gara o mi fai fare una gara di velocità sui 100, cioè è frustrante, insomma, ed è frustrante quando appunto comunque non si arriva e questo secondo me è un problema importante. Io comunque, che ho avuto la fortuna di aprire anche aziende all'estero, ho vissuto soprattutto questa difficoltà In Italia? Sì, rispetto all'estero? Sì, questo sicuramente. E poi la pressione fiscale? Perché loro spingono molto sulla flat tax, in realtà è un po' che non sento più parlare, dopo lo chiediamo. Sicuramente per le imprese la flat tax sarebbe un vantaggio, dopodiché io penso questo, a me le tasse non è che come principio non è che mi dispiace, se però poi il problema è sempre quello, se poi i soldi che dai allo Stato ti ritornano in qualche modo, se c'è equità sociale, se c'è comunque un welfare, se c'è comunque, cioè io finché vado all'ospedale e trovo delle risposte veloci, rapide, finché comunque ho bisogno di assistenza, la trovo, finché ho bisogno di servizi dallo Stato mi vengono dati, non mi arrabbio verso la burocrazia, verso le tasse, quando non c'è uniformità fra quello che dai e quello che ricevi, e vedi in altri stati magari che dai meno e ricevi più o meno lo stesso, ecco. E l'altra cosa secondo me di cui c'è bisogno, prima parlavamo di Europa, ecco, a me, cioè, come azienda, dico come cittadini, l'Europa è servita, perché comunque ci ha dato l'opportunità di andare in altri paesi, anche nei momenti di crisi in Italia, per sviluppare altre aziende che poi portano indotto al gruppo e portano anche opportunità. Ecco, magari bisognerebbe riuscire a guidare un po' di più questo processo, come è avvenuto nei primi anni dell'Europa, in cui l'Italia è stata protagonista e ha contribuito a creare l'Europa partendo dalle proprie idee, non da quelle che erano, e non farsi appunto schiacciare da quelle che erano le altre idee, insomma. Quindi essere un pochino, una delle caratteristiche dell'Italia è stata in passato l'essere originale, trovare delle soluzioni innovative, ecco. Pensiamo anche alla cooperazione, pensiamo a tante cose, ecco, forse ripartire un po' più con un po' più di coraggio da queste cose, essere noi a portarli in Europa e a guidare il processo perché sia più
sulle nostre misure e sulle nostre esigenze, ecco. Stefano Pucci, poi andiamo alle conclusioni dell'onorevole Morrone. Sì, io faccio un discorso un po' più ampio, che forse un po' come la letterina di Babbo Natale, insomma. Ci sta, siamo ormai a Ferragosto. Esatto. A me piacerebbe che si invertisse un po' la tendenza fra l'importanza che si dà al mondo finanziario rispetto a quello produttivo, anche perché abbiamo visto che tutte le grandi crisi negli ultimi anni, parlo del 2008, parlo del 2012, sono venute sempre da bolle speculative create dal mondo finanziario. Poi questo è stato un fatto che si è ripercosso sulla produttività, sulla vita di tutti i cittadini. Quindi secondo me capire che l'importanza del mondo produttivo, quello che fa, no? Non parlo dell'alimentare, parlo di tutto il mondo, servizi, tutto quello che è lavoro vero, sicuramente dà un benessere più a lungo termine rispetto a un sistema finanziario fatto di speculazione che è un po' come la cicala, no? Ti fa vivere bene per qualche anno, poi prima o poi ti riporta giù e ti crea grossi danni che poi ci vogliono anni veramente per recuperare. L'abbiamo visto, ci siamo già passati, mi piacerebbe che questa lezione che abbiamo avuto servisse, ecco. Ho dei dubbi, ma mi piacerebbe. Non la faccio mica la domanda, qua sono arrivati già abbastanza domande, direi. Beh, flat tax penso sia un obiettivo... Non si fa. No, non è vero che non si fa, la flat tax si deve fare, anche perché abbiamo poche strade, nel senso che se non diminuiamo, in particolare, vabbè, a tutti quelli che sono i cittadini, ma le imprese, quello che sono le tasse, le imposte, questi rischiano poi di delocalizzare. Se delocalizzano le imprese perdiamo posti di lavoro, se perdiamo posti di lavoro se ne vanno i nostri giovani e la società muore, quindi non è che ci vuole tante strade, quindi siamo a un bivio, quindi o riusciamo a mantenere le nostre imprese su questo territorio, perché questo territorio offre, come diceva prima giustamente, io condivido, se l'importo delle tasse e delle imposte è pari al servizio che poi si riceve indietro, allora si paga le tasse col sorriso, ma fino a che avremo delle ore per aspettare i pronti soccorsi o addirittura siamo costretti ad andare alla visita privata perché magari c'è una fila chilometrica o comunque l'impresa si trova la strada che passa davanti a casa o il fosso non curato, la strada con la buca, che può sembrare una banalità ma che è quello che l'imprenditore vede, cioè l'imprenditore che ha la sua azienda vede davanti a sé una strada che percorre ogni mattina. Se quella strada è una strada curata, è una strada performante dove possono arrivare camion e quant'altro, l'imprenditore ha anche una voglia e una volontà. Questo ci passa anche nel tecnologico, la fibra ad alta velocità, quella che è l'informatizzazione, quindi sono cose necessarie soprattutto nel forese o nelle comunità montane. Noi abbiamo delle vere e proprie aziende di grandi livelli che hanno difficoltà con quella che è la fibra veloce, quello che è comunque le telecomunicazioni, e sono costrette a delocalizzare, a tornare nelle città più grandi perché non riescono a stare al passo coi tempi. Quindi questa è una vera e propria rivoluzione. Questo naturalmente il governo lo possiamo chiamare 4.0, non lo so, questo è qualcosa che pensavo venisse ancora la battuta sul governo precedente. No, del governo precedente ormai posso passare alla battuta di Benigni che è stata bellissima. Io non sono un ammiratore di Benigni quando prima la satira si dedica in genere agli scomparsi e dice allo scomparso PD, quindi l'ha dedicato al video. Questa è una battuta naturalmente, ecco. Però quello che si vuol dire è sicuramente l'abbassamento delle tasse e delle imposte. Ecco, io sono il Ministero della Giustizia, non sono il Ministero dell'Economia, dove ci sono degli economisti di calibro differente che stanno studiando il modo e le modalità. Lo vedremo nei prossimi mesi e mi auguro, visto che facendo parte di questa squadra, quindi io magari ho il mio ruolo di ala destra, questi magari sono in difesa, mi auguro che facciano il loro ruolo, come noi stiamo cercando di fare la giustizia, loro faranno il Ministero dell'Economia. Quindi però abbassare le tasse è un punto all'ordine del giorno. La flat tax è quella, abbassare le tasse per farle pagare a tutti e per far sì che si possa essere più concorrenziali e creare più indotto. Spero si possa fare nel più breve tempo possibile. Non sono io a dare i tempi, sarà un ministro dell'economia o comunque chi dei nostri fa parte di quella squadra, però penso sia un obiettivo necessario. Ma la burocrazia la combattiamo o no? In questo la burocrazia, quello per quanto riguarda la giustizia stiamo già studiando come fare, quindi ci sono dei tavoli aperti, ci sono dei confronti anche per quello che è l'ordinamento penitenziario, ci sarà una vera e propria riforma. Sì. E cosa rispondiamo a Pucci quando chiede di dare prestigio, comunque importanza, comunque guardare con attenzione la produzione rispetto alla finanza e alle banche? Beh, sicuramente la produzione è la vita reale.
la vita reale già si cercano di fare, parliamo prima di agroalimentare, dei marchi che si possa incentivare, si possa promuovere quello che è il nostro prodotto italiano. Abbiamo un prodotto che è uno dei migliori al mondo, spesso e volentieri non riusciamo a valorizzarlo. Io da romagnolo mi sono sempre arrabbiato perché noi su questo territorio abbiamo una pesca che si chiama la pesca nettarina, che non è mai stata in grado di prendere il volo, perché effettivamente chi ha curato il marketing di questo prodotto agroalimentare, di questo frutto, non è mai riuscito a proporlo in maniera così come andava fatto. E quindi io mi auguro che, come per la pesca nettarina, per tanti altri prodotti del territorio, si possa fare una vera e propria promozione. E questo governo si possa permettere anche, quando va all'estero, di promuovere quelli che sono i prodotti italiani. Qui naturalmente ci sono ministeri che ne trattano di più, altri ne trattano di meno, però ci sono vari di ministri che spero siano anche dei promotori e possono fungere anche un po' da marketing per quanto riguarda il nostro territorio, perché in fondo, se l'economia risale, se gli imprenditori stanno bene, come dicevo, l'economia inizia a girare, e poi il mondo dei giovani capisce che effettivamente bisogna investire in questo territorio. Troppo semplice prendere un treno, un aereo e andare all'estero. Io non vorrei che si fosse intesa, io sono europeista, quindi penso che effettivamente che l'Europa deve essere e può essere un'opportunità, però non sono uno che pensa che l'Europa è solo quella dell'Erasmus, cioè i nostri cervelli che vanno all'estero per studiare bene, studino, imparino e poi tornino in Italia a produrre, a fare, a lavorare. Ci sono tanti miei amici che purtroppo sono andati all'estero e adesso sono rimasti all'estero. Ecco, è stata una perdita di capitale umano. Io invece ho scommesso su questo territorio e spero che tanti siano sempre di più giovani che vanno all'estero per fare un'esperienza, ma che poi in questo territorio per far vincere un po' come la nazionale e i mondiali. Ecco, la nazionale quest'anno non è qualificata, speriamo tra 4 anni di vincerla. Grazie di essere stati con noi a Stefano Pucci, Andrea Fabbri e l'onorevole Jacopo Morrone, sottosegretario della Giustizia. Buona serata a tutti dal Caminetto, noi ci rivediamo. Qual è la telecamera? Questa qua? Non capivo più a quest'ora. Ci rivediamo la prossima settimana. Buona serata a tutti.